che se non ti hanno risposto sulla questione di Fazio, tu un'idea non te la sei fatta. Perché menti sapendo di mentire, Pagliarini. No, io in effetti... Hai fatto il ministro del bilancio, Giancarlo, non puoi venire a dirmi queste cose. Io non sono un giornalista da riporto, hai capito? Tu queste cose a me non me le devi dire. Tu mi devi dire come stanno le cose e lo sai perfettamente, Giancarlo, come stanno le cose. Non ci girare intorno. E poi passo la parola. Quando è successo quella faccenda di Fazio, dovevo dimettermi lì. Ma che cacchio me ne frega dei Pax? Meglio tardi che mai. Ma cosa cavolo me ne frega dei Pax a me? Lo sai perfettamente che l'appoggio che la Lega ha dato a Fazio è stato per il salvataggio della Crédit Aeronor. Non venire nella mia televisione a dire che ancora oggi non hai una risposta. Perché stai dicendo una bugia, Pagliarini. Scusami, io lo chiedo, non avere una risposta. Stai dicendo una bugia se dici così e stai prendendo per il culo i veneti. Io l'ho chiesto, non mi hanno risposto e sono andato via dalla Lega. Scusami. Dai Giancarlo, ci conosciamo da troppi anni e io ho rispetto di te. Credimi, però non accetto che tu venga in una televisione che ti dico non fa il cane da riporto di nessuno a dire che ancora oggi ti stai chiedendo il perché. No, un momento, calma, il fatto che io sia andato via dalla Lega vuol dire che in questo momento io le risposte me le sono date. Ecco, allora diciamolo. Allora diciamolo. Scusami, Però allora lo diciamo. Non ci siamo mica capito. Delle 10 domande che ho fatto, quella su Crédit Aeronor e Fazio era la numero 6. Non mi hanno risposto e io ho scritto a Bossi che vado via dalla Lega e al Comune di Milano sono uscito dal gruppo della Lega, sono dentro il gruppo misto adesso. Va bene.